Continua il cammino in Coppa Italia di Serie D per la Castrum Favara. Al Brucoleri giallo-blu, affidati da pochi giorni a Niccolò Terranova, battono la Nuova Egea Virtus, attuale capolista del girone I, e si qualificano ai 16esimi di finale. Per la squadra messinese invece è la prima sconfitta stagionale. Terranova mischia le carte in vista della difficile trasferta a Torre Annunziata di domenica prossima e mette in campo una formazione stagionale inedita, schierando accanto ai veterani Varela e Kosovan, già squalificati per la partita di domenica prossima, alcuni ragazzi come titolari: Privitera, Terrini, Sacco, Longo e il portiere Gerlero. Anche Marra ha rivoluzionato la sua formazione, schierando diversi giovani juniores e dando riposo a Calafiore, Maltese e Cicirello. Prima mezz'ora di studio per le due squadre, ma alla prima vera occasione i favaresi vanno in rete con Lorenzo Privitera, che con un tiro dal limite punisce una corta respinta della difesa. La gioia del vantaggio dura appena 4 minuti. Ferrara approfitta di un errore sulla tre quarti dei favaresi per lanciarsi in aria e battere Gervero. Nella ripresa favaresi padroni del campo, al 14esimo il bomber Varela schiaccia in rete di testa un pallone servito con un grosso pennellato da Franciamone. Risultato blindato all'80esimo da Tanassi Kosovan dopo uno scambio veloce con Varela al limite dell'area. I barcellonesi vanno vicini al gol, ma Capitan Vaccaro sulla linea ha salvato la porta di Gerlero. Favara che passa il turno e che affronterà ai 16esimi di finale di Coppa Italia la San Cataldese, che ha battuto in trasferta l'Enna. Mister, una partita infrasettimanale è sempre insidiosa, poi c'era la prima della classe, anche se Coppa Italia e abbiamo visto con un turnover da entrambe le parti, però vincere insomma fa sempre bene. Vincere aiuta a lavorare bene, aiuta ad aumentare l'autostima. È chiaro che c'erano due squadre rimaneggiate sia dall'una che dall'altro lato, però hanno rispettato quello che era l'impegno, hanno onorato la maglia. Onestamente il primo tempo della mia squadra non mi è piaciuto per atteggiamento. Se noi perdiamo di vista che la nostra dimensione, facciamo fatica con tutte le squadre, a prescindere da chi affrontiamo. Quindi sono contento che la squadra ha reagito nel secondo tempo, ha approcciato meglio la gara, si è mossa meglio, è stata più concentrata e poi, come dice lei, quando vince aiuta a lavorare meglio. Dicevamo Coppa Italia, però insomma il cammino è sempre con un segno positivo, e allora che ben venga. Sì, è una competizione prestigiosa che si affaccia negli ultimi anni, è stata importante un po' per tutte le squadre, ci consente anche di fare giocare un po' tutti i componenti della rosa, e quindi credo che per Favara, per l'allenatore e per la squadra sia una nota positiva. E la tua seconda partita, i tasselli di questo mosaico si stanno posizionando al loro posto? Ancora è presto, ripeto, questa è una squadra che aveva già un DNA ben definito, abbiamo lavorato sul necessario, sulle cose semplici, banali, che sembrano banali ma non lo sono. È chiaro che dalla prossima settimana, anche perché questa è una settimana corta, cominceremo a lavorare in una certa maniera. Dicevamo all'inizio il turnover, quindi l'ingresso di ragazzi che magari non sono pronti in prima battuta, però hanno dato l'anima e hanno giocato bene. Sì, ho avuto risposte positive. Queste sono partite che servono anche, soprattutto a me che sono subentrato da poco, che è servita per conoscere un po' tutti, perché poi l'allenamento è una cosa, la gara è un'altra. Quindi sono contento che i ragazzi hanno espresso il meglio di loro, ma ho sempre detto che questa è una squadra di prospettiva. Nemmeno il tempo di respirare, si va in Campania. Sì, domenica dovremo affrontare un'altra squadra importante, una squadra che mira ai vertici della classifica, ennesimo esame per noi. Una partita infrasettimanale ma importante, perché c'era la capolista, certo è Coppa Italia, però vincere e segnare un gol è una cosa bella. Intanto buonasera a tutti, sono contentissimo per la rete effettuata, mi sono sbloccato.
non c'è emozione più bella. Sono contento di come ci siamo fatti trovare pronti. Sono contento che abbiamo passato il turno. Ho visto insomma una squadra ben disposta in campo, veloce, pronta e reattiva. Sì, ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo ascoltato bene il mister, abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister e l'abbiamo fatto al meglio. Ci vuoi raccontare il tuo gol? No, quando mi è arrivata la palla non ho pensato altro che stoppare la palla e cacciare di prima. Era quella l'intenzione che ho avuto e l'ho fatto subito. Era una partita infrasettimanale, era di Coppa Italia, entrambe le squadre hanno attuato un turnover dei giocatori. Come hai visto questo Favara? Ma il Favara diciamo che si reputa ancora una volta una squadra secondo me molto esperta. Io ho fatto sempre apprezzamenti su Nacio Varela, infatti in campo sempre glielo dico, l'anno scorso ci ha fatto un gol simile, penso che in area di rigore forse uno degli attaccanti più forti del girone, quindi al di là di questo ci sono comunque giocatori importanti, c'è Peppe Ferrante che comunque l'anno scorso era con noi e ha fatto un campionato veramente molto importante. Ripeto, il Custom Favara di sicuro non lo scopriamo oggi, è una squadra che anche loro vengono da buoni risultati e quindi penso che farà il suo ottimo campionato.